un'occasione importante perché questo nostro paese ripone molte chance di futuro proprio nella capacità di creare, di fare impresa sulle cose di qualità, di bellezza. Diciamo che se forse il tema di oggi si va a inserire in una recente crisi economico-industriale del paese, che è stata una grande crisi di vocazione. Ricordo da giovane, da ragazzino, noi ci chiamavano i cinesi d'Europa, poi sono arrivati i cinesi veri, perché eravamo bravi a fare le cose degli altri a minor costo e magari anche con un po' di minore qualità. Ecco, questo è una delle teme, peraltro una villa veneta di queste proporzioni, Villa Ottoboni, che identifica una delle grandi chance di futuro del nostro paese. Molto correttamente, prima di me, chi mi ha preceduto, chi mi ha introdotto, ricordava, inseriva questa tematica nel tema del cambiamento climatico. Ecco, penso soprattutto che questa terra sia misurabile le innovazioni. Io non credo nei toni catastrofistici o drammatizzanti, ma le innovazioni con le quali ci possiamo misurare. Sono fatti oggettivi e soprattutto la frequenza, la sistematicità di questi fattori. Voi pensate che nel 96 col ministro dell'ambiente di allora, si chiamava Ronchi, uomo del nord, di Treviglio, in provincia di Bergamo, noi facemmo, traendola dall'osservazione delle cose, una conferenza stampa per denunciare la tropicalizzazione del Mediterraneo. Perché i nostri esperti di pesca avevano cominciato a vedere delle specie ittiche a cui non eravamo abituati, che non conoscevamo, si chiamano specie lesenziane, cioè ovvero sia le specie che dal Mar Rosso risalivano dal canale di Suez e cominciavano a colonizzare il nostro mare, portando specie. Io non vi cito la mitologica vicenda della vongola filippina che è arrivata nelle acque di zavorra delle navi, però lì abbiamo avuto un tratto consistente di un mutamento significativo che si andava preordinando della condizione del contesto. Io non lo voglio proprio chiamare clima, del contesto in cui operiamo, della cornice in cui operiamo. E questa cosa si manifesta, noi ce ne accorgiamo in maniera consistente di fronte ai fenomeni più gravi, ai fenomeni catastrofici. Correttamente prima di me il presidente di Confartigianato Veneto ricordava gli alberi spezzati, cioè vuol dire che nel loro DNA quegli alberi non hanno una capacità di tenuta di fronte a un fenomeno estremo. Questa è una prova evidente, non è manco dissesto, le solite storie, vuol dire che non hanno una capacità di commisurarsi con fenomeni estremi. Si è parlato di un vento che è arrivato a 250-260 km/h, sono le tipiche caratteristiche dell'uragano, queste sono le dimensioni. Allora noi dentro questo cambiamento climatico, che io non amo assolutamente drammatizzare né rendere, dobbiamo commisurarci e trarre conseguenze. Faccio un esempio: si comincia a parlare di ulivi piantati nel nord Europa. Pensate che l'ulivo era un tratto distintivo della cosiddetta mediterraneità, cioè tra i tratti distintivi, quando i grandi scrittori volevano dire ma qual è un elemento che rappresenta l'essere mediterraneo? Guardate, il Mediterraneo non è quello che sta giù, è il vostro Mediterraneo, l'Adriatico. I più grandi scrittori, uno dei più grandi scrittori di Mediterraneo è un croato, Matvejevic, ci ha parlato del Mediterraneo, dei tratti comuni. Lui faceva un esempio: il Mediterraneo, che è un mare, pensate, che ha un'esposizione costiera maggiore della circonferenza della Terra, 46.000 km. Cioè, se ogni popolo mediterraneo facesse una carota in terra, troverebbe tracce dei propri avi, perché a turno ci siamo invasi, posseduti, 3 continenti, tutte le più importanti religioni dell'umanità, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, i tratti distintivi della Mediterranea da un tempo si sono scervellati, era stato identificato nell'ulivo.
adesso credo che non sia più un tratto distintivo, tra poco non sarà più un tratto specifico dell'essere mediterraneo. E questo è il cambiamento climatico, vuol dire cambiare culture, cambiare abitudini, cambiare stili di vita. Sempre per parlarvi di cose ordinarie, uno degli inviti più divertenti che abbiamo avuto è stata forse interesserà le signore, ma credo di no, non solo, la Casa Internazionale della Moda di Milano. Stanno ponendo il problema dei tessuti. Se nell'arco di una giornata cambia il clima repentinamente, c'è stata un'estate a Roma nel 2013 che la mattina faceva freddo, d'estate faceva fresco e pioveva a tiro tutto il pomeriggio, sembrava che stava alle Maldive, sai, quel è un po' particolare. Allora la Casa Internazionale della Moda si sta ponendo il tema, dice ma quali tessuti ci possono consentire un'esposizione un letto, torna a casa a cambiarsi tutte le volte. Allora questo per farvi capire quanto è profondo, radicato nel senso proprio dello stile di vita il tema che ci impone il cambiamento climatico. Ripeto, adesso il grande dibattito è in che misura è colpa dell'uomo e una sua ciclicità. Io credo che non sia così importante, è un fatto che sta avvenendo e dobbiamo commisurarci con un fatto. Cioè io diffido dall'idea di entrare se ha una ciclicità, quando anche siamo i nostri atti, quei cambiamenti che ci sono stati nella storia del mondo. Questa ha un'intensità e una frequenza molto specifica, però si sono cimentati, noi dobbiamo cimentarci con questo fatto. Un'altra cosa che riguarda tutti: il Veneto è stato la porta d'accesso all'Europa centrale, Trieste, i porti, Venezia, Trieste. Si sta aprendo la via dell'Ovest, l'Artico. Se i traffici passeranno da lì perché fanno prima, guardate, non è un fatto estetico di bellezza, arrivano molto prima, vuol dire che rischia che il nostro Mediterraneo diventa un mare condominiale, di provincia, perché sarà più convenienza arrivare ad Amburgo da sopra piuttosto che dal Mediterraneo. Tutto questo per dirvi cosa? Quanto il tema con cui ci stiamo cimentando mette in radicale discussione abitudini, ruoli, società, stili di vita, impresa, occasioni. Eravamo il paese che aveva la più alta densità di raffinerie costiere. Io vengo dalla cultura marittima. Avevamo tantissime raffinerie costiere. Come sapete, una volta stanno chiudendo, perché non è più conveniente passare. La risposta organica del canale di Suez è stata quella di raddoppiarlo e approfondirne i fondali per farne passare di più e in minor tempo. Guardate, in campo marittimo risparmiare il 40% del tempo è un'enormità. E poi vi citerò il campo marittimo dopo, quando si riuscirà a parlare di automobili, sull'uso efficiente dei vettori. Ecco, queste sono tutte risposte concrete, non prediche, non ideologie. Io sono normale, c'è la macchina a benzina, non faccio nulla di ecologico particolare, però che incidono nella nostra vita quotidiana, ce la cambiano. Vuol dire interi sistemi di sviluppo che muteranno di senso. Voi pensate che a Trieste c'è il tubo che porta il petrolio in Austria, 34-35 milioni di tonnellate all'anno. E probabilmente se non sarà più necessario passare da lì, se passa dall'altra parte quella roba lì, per altra crisi di vocazione. E quindi tutto questo per dirvi che nei momenti di grande cambiamento si danno risposte eccezionali, non si può continuare a pensare, sono sempre stato abituato così. Se arriva un'altra tempesta di vento nelle montagne del Bellunese, no? Ma io ho sempre messo la legna in questo modo, uno deve cambiare. E qua c'è l'intelligenza creativa tipica della piccola impresa italiana, che è stata sempre capace nella storia di insegnare. Io lo dico veramente fuori da ogni diplomazia, io ho molta gratitudine per Barbara Recani, non lo dico per fare uno spot, perché Barbara, quando è venuta al Ministero dell'Ambiente come sottosegretario, io ero arricciatissimo, non veniva dalla cultura ambientale, si ricorderà i primi colloqui. Lei aveva questo grande requisito che è diffusissimo tra voi, io vi ho sentito anche nell'introduzione in modo davvero curioso.
il pragmatismo, e diceva non discutiamo se farlo, discutiamo come farlo. E il fare, e noi dobbiamo passare dalla filosofia al fare. Poc'anzi un gentilissimo intervistatore mi chiedeva, a volte sembrano un po' dei ritornelli, no? Al di là dei problemi dell'energia come risparmio energetico, parliamo del business. Ma scusate, perché il risparmio energetico non è business, non è riduzione di costi pazzeschi, cui siamo stati esposti come una bilancia dei rapporti internazionali demenziali, fuori da logica, con conseguenze ambientali, ma ripeto, economiche, pazzesche. Io non so se sapete che una grandissima associazione ambientalista negli anni, una decina d'anni fa, ha fatto il rapporto dell'inquinamento da idrocarburi del Mediterraneo, il mare più inquinato del mondo. Questa associazione ambientalista si chiama Unione Petrolifera, è una pubblicazione da vecchio passionale, me ne vado a cercare. Voi pensate che il Mediterraneo ha un tasso nel 2008, temo peggiorato, di catrame pelagico di 38 mg al metro quadro. Il secondo dato, come diciamo, dato è impressionante perché il secondo mare inquinato del mondo, il Mar dei Sargassi, ha 10 mg, cioè noi siamo 4 volte più inquinati del secondo. Il Mar del Giappone, che segue al terzo posto, ha addirittura, scende ancora 3,8 mg al metro quadro. Vuol dire che la densità, l'intensità, tutto questo è prodotto dagli incidenti, dai rabbocchi, dalle perdite. Questo vi voglio far capire, questa cosa qui che voi avete perso nella memoria, quelli anziani come me se lo ricordano, erano le palline di catrame che trovavamo sulle spiagge, ve le ricordate? Quelle che ti imbrattavano il costume? Non ci stanno più, perché l'Italia si è munita di una struttura d'avanguardia molto apprezzata a livello mediterraneo, perché abbiamo adottato dei criteri anche aggressivi, facendo arrabbiare tanti imprenditori, erano costi. E però le nostre spiagge, che credo non sia più dibattibile, hanno un valore economico per la vocazione turistica del nostro mare, oggi non patiscono più quel problema. Ecco, vi ho voluto rappresentare qual è lo scenario in cui noi operiamo, che oltre l'interesse specifico culturale, dobbiamo guardare avanti e cimentarci con una roba che cammina. L'economia circolare, oltre che, ma l'avrete già affrontato, avete fatto la prevenzione sui rifiuti, oltre il recupero di materia, quella roba lì, vuol dire anche circolarità delle relazioni, vuol dire anche circolarità nelle istituzioni, nel rapporto fra le categorie e le istituzioni. Vuol dire che non è che una roba è una roba mia e tu non c'entri, vuol dire che una roba riguarda tutti, ma non è una predica, fidate, io sono un interista mostruoso, però economia circolare vuol dire economia delle relazioni, oltre che il recupero, tutta quella roba lì che vi sarete fatti con la testa con un pallone. Vuol dire che per affrontare un tema di quel tipo, io vi dico un fatto, oggi su quella roba lì i ministeri lavorano assieme, e non è una cosa scontata. Fino a qualche anno fa io dell'ambiente avevo difficoltà a parlare, ne parlavamo di rettavo, quelli dello sviluppo economico. Oggi si lavora assieme, ci stanno tavoli condivisi. Allora economia circolare vuol dire economia della condivisione, vuol dire valorizzazione di flussi che non scompaiono nel nulla. Era una nostra creazione l'idea dell'economia lineare, come l'avranno già detto, che non è che si scomparivano, non è che era un processo che aveva un inizio e una fine. Soprattutto, ecco, soprattutto questa roba, e io su questo vi richiamo l'attenzione, soprattutto il campo energetico. Il campo energetico, l'economia circolare è un postulato di base della convinzione, della consapevolezza di cosa stiamo parlando. Non ho concluso prima il pensiero, anzi ve l'ho detto. Economia circolare vuol dire innanzitutto efficientamento energetico, risparmio, noi traduciamo in risparmio, vuol dire uso efficiente delle risorse, vuol dire che nell'impostazione di un'acquisizione della pubblica amministrazione, di un acquisto, noi facciamo i criteri ambientali minimi, io devo pensare al ciclo di vita di quel prodotto.
non che lo compro a costo più basso, poi va in discarica e la pagano tutti, quello smaltimento. Vuol dire pensare a processi. Chi più di voi pensa quotidianamente di processi? Questo è il dato, cioè non è che c'è un muro che ci distanzia, vuol dire acquisire, vuol dire quello che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, che non buttavano nulla, si riciclava tutto. C'è un dato sociologico di grande interesse. Ogni volta che parte la raccolta differenziata della realtà italiana, dopo un paio d'anni, dice magari abbiamo un esploit pazzesco. Se abbiamo l'inverdito, le tradizioni dei nostri nonni, chi viveva nel mondo agricolo, ma che mica c'erano le discariche, non si buttava nulla, si recuperava tutto. Allora noi stiamo recuperando una serie di sensi sacrosanti afferenti alle nostre migliori tradizioni, questo popolo importante che ha saputo guadagnarsi l'attenzione mondiale proprio per questi requisiti. Vuol dire recuperare una vocazione tipicamente italica. Noi su questo, ed è un tema su cui vi richiamo veramente l'attenzione, vuol dire anche uscire da una crisi di vocazione di modello di sviluppo. Noi siamo stati per molti anni subalterni a un'idea di sviluppo molto d'oltreoceano. Pensiamoci, però modelli televisivi, e quei modelli lì poi sono andati abbastanza in difficoltà, in grande crisi. Leggevo ieri che l'amministrazione Trump, che nega i cambiamenti climatici, la sua struttura ha cominciato a fare i conti dei costi dei cambiamenti climatici, attribuendoli ai cambiamenti climatici, al di là della dialettica politica che sacrosanta è sempre potente. Voglio dire, questi temi mettono radicalmente in discussione usi, abitudini, schemi mentali e ci costringono, se volete, questa è una civetteria, il colore dei capelli lo richiamo, a ringiovanirci di continuo. Ci costringono perché non possiamo ragionare oggi come abbiamo ragionato ieri. E secondo tema di grande importanza, in questo luogo ancora di più, noi siamo ancora, per esempio, noi siamo molto competitivi nel quadro delle esportazioni, credo che voi lo sappiate benissimo, ho artigianato bene, no? Ma noi esportiamo bellezza e qualità, due tratti distintivi essenziali delle nostre esportazioni. Perché esportiamo bellezza e qualità? Perché abbiamo un tradizionale rapporto compenetrato con una natura straordinaria che abbiamo attorno. Allora, queste sono le grandi chance del paese. Pensate che quando ero piccolo io studiavo che noi eravamo un paese di trasformazione perché non avevamo materie prime. Voi pensate che la prima industria turistica del mondo, la prima industria del mondo per fatturare addetti è l'industria turistica. Io ho dubbi che noi non abbiamo materie prime in tal senso. Vado velocemente perché sono stato richiamato, anche se sono temi che mi appassionano. Non vi richiamo, che ho notato anche grandissime personalità mondiali, oggi ci richiamano di continuare l'attenzione sui cambiamenti climatici, penso a Papa Francesco, cioè a tratti che afferiscono ai nostri stili di vita. Sull'energia vi ho detto dei danni del petrolio e adesso stiamo operando una serie di scelte coerenti, anche perché su questo vi devo dire una cosa, credetemi, fidatevi, non faccio politica, a darvi prova di quanto eravamo ondivaghi, non 500 anni fa. 2 anni fa questo paese ha fatto un referendum sul continuare a trivellare olio nel Mediterraneo. Sembra una roba appartenente al Medioevo, ma è 2 anni fa. Ora mi pare che invece il governo, le istituzioni abbiano assunto questo tema con grande determinazione. Noi abbiamo un lavoro condiviso con l'ISE, con il Ministero dello Sviluppo Economico, sul Piano Nazionale Energia e Clima, una scadenza comunitaria che ci imporrà che entro quest'anno noi dobbiamo mandare la prima bozza del piano a Bruxelles. Voi direte, e quando ce ne parlate? Ci sarà tutto il 2019, ne parleremo a bizzeffe, addirittura faremo una valutazione ambientale strategica
che vuol dire che assume come elemento strategico e strutturale la consultazione pubblica. Vorrà dire che chi ha da parlare parlerà. Qual è la novità di un paese difficoltoso nel pianificare e soprattutto nel mantenere le pianificazioni? Che quel piano, quando ce la trovare a Bruxelles, se noi non lo rispettiamo andiamo in infrazione, cioè ci autoimponiamo una scelta quantomeno fino al 2030. E di che cosa è fatto quel piano? Del capitolo sull'adattamento climatico, quali sono le scelte, delle scelte sul tema energetico, sulla mobilità, sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, i capitoli più importanti sono efficienza energetica, produzione di energia, mobilità, e apriremo presto il confronto con gli amici dell'agricoltura, perché c'è un comparto zootecnico che produce conseguenze in atmosfera significative. Voi pensate, cioè sono i temi di cui stiamo parlando oggi, e sarà una scadenza importante a livello nazionale. Chiudo con due battute su un capitolo specifico, perché sono in questa terra, se no sembrerei ipocrita e sfuggire. Il tema della mobilità, che non solo è un capitolo importante del piano energetico, ma che in questa pianura padana sta dando consistenti conseguenze anche qui negli stili di vita, nei comportamenti quotidiani. Leggo di polemiche, di discussioni sulle scelte fatte da alcuni comuni del Veneto. Io vi segnalo che il tema non è solo ambientale, così non parlo di me. Vi segnalo che i dati scientifici ci dicono che in Europa 3.900.000 persone sono esposte a conseguenze negative o negativissime delle emissioni inquinanti. Io parlo di salute. Su 3.900.000, 3.700.000 stanno in pianura padana. Cioè noi abbiamo la più alta densità di inquinamento atmosferico d'Europa. Questi sono dati conclamati. Non vi cito proprio perché sono nemico del catastrofismo. L'alto numero di conseguenze salutistiche drammatiche, se non peggio, del nostro paese da questo punto di vista. Quindi il problema non è solo ambientale, il problema è anche la salute, la qualità della vita di ciascuno di noi. E su questo dobbiamo operare scelte. Solo per farvi capire che state in un sistema di un paese che aveva scelto una strada non perseguibile a pieno. Noi siamo il paese che ha più automobili, 38 milioni di automobili. La densità nostra, 630 automobili ogni 1000 abitanti, compresi lattanti, centenari, malati, tutti compresi 630 automobili. Soprattutto nelle grandi città questa cosa dovremo risolverla. Sono troppe le automobili. È un tema che afferisce anche all'infrastrutturazione elettrica qualora si scelga l'elettrico, perché dove le metti l'economia di una città come Roma? Le devi mettere fuori Roma. E quindi la gente avrà il problema di lasciare la macchina a correre a casa. Allora voglio farvi capire quanto abbiamo perseguito, e chiudo e ringrazio, un modello che oggi sta dimostrando i limiti, però non sulle generazioni future, ma sulla qualità della nostra vita, delle nostre produzioni attuali, di quello che facciamo ogni giorno. Per dirvela con una battuta, credo che voi leggiate artigiani come dibattiti futuristici, anche un po' metafisici, quelli che vi parlano della macchina elettrica. In parte sono d'accordo con voi, ne parlavamo ieri sera a tavola. Io non credo che stare un'ora in fila sulla tangenziale di Roma, un'ora fermo con la macchina elettrica o la macchina diesel, la mia vita cambi granché di qualità. Io penso che dobbiamo ridurre le percorrenze nelle città, con misure anche coerenti, corrispondenti alle conseguenze molto negative che tutto questo comporta. A mali estremi a volte occorre trovare estremi rimedi, anche per evitare di trovare soluzioni che valgono per tutti. La realtà fuori dalle aree urbane non è la stessa realtà delle aree urbane. Allora, per sfogliare il carciofo dobbiamo affrontare i problemi dove sono più acuti, a partire da soluzioni, se necessarie, che riducano le emissioni,
ma se no addirittura che spingano verso l'uso di mezzi condivisi, biciclette, cioè recuperare, consentitemi, e non è piaggeria, le vostre tradizioni. Cioè noi a Roma stiamo studiando di come tornare ad andare tutti in bicicletta. La bicicletta è stato un elemento connaturante della regione Veneto, della regione Lombardia, delle regioni della pianura padana. Ecco, io penso che noi dovremmo riflettere su questo, stiamo facendo le cose che vi ho sintetizzato, perché dopo di me ci sono due rappresentanti dell'Enea, ragazzi, roba seria, quelli che vi fanno gli eco bonus per i lavori delle case, cioè se ne occupano nel vivo dell'azione quotidiana. Grazie.